oggi pomeriggio all'ex caserma Serena, al DG Benazzi, diversi migranti si sono negativizzati, ma riscontriamo scarso rispetto del distanziamento, risultati entro 48 ore. Cresce il numero dei contagi, a Roncade positivo un migrante, altri 12 in isolamento, a Vedelago 10 contagi in un'azienda e paura in casa di riposo, positiva un'operatrice. E di screening periodici all'ex caserma Serena ha parlato il presidente del Veneto Zaia. All'istituto zooprofilatico affidata l'analisi del virus per capire il ceppo che ha colpito i migranti. Bomba d'acqua sulla Pedemontana il giorno dopo Cornuda e Pederoba fanno la conta dei danni e mai come in questo momento il territorio invoca il bacino di laminazione che non è mai stato realizzato. Stamane ad Osson di Casier l'ultimo saluto al piccolo Tommaso, il bimbo di 4 anni schiacciato dal cancello di casa, in centinaia si sono stretti ai genitori. Litiga con la sorella maggiore, poi cade dalla finestra cercando di uscire dal bagno dove si era rinchiusa, ferite fortunatamente lievi per una 13enne accaduto nel Vittoriese. Meno 18% crollo della produzione industriale nel secondo trimestre del 2020, dati di Assindustria Veneto Centro. I presidenti: non si vive di sussidi, servono riforme e più investimenti nel piano Italia. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. L'avete sentito dai titoli, dunque oggi pomeriggio un nuovo giro di tamponi all'ex caserma Serena, sopralluogo del direttore generale dell'ULSS 2 della Marca Benazzi. Diversi migranti si sono negativizzati, dice, ma riscontriamo ancora scarso rispetto del distanziamento. I risultati complessivi si avranno entro 48 ore. Ma vediamo il primo servizio. Ore 16, nuovo giro di tamponi a tutti gli ospiti dell'ex caserma Serena. Il quadro della situazione è sotto controllo e non è preoccupante, ha detto il direttore generale dell'ASL 2, Francesco Benazzi. Stiamo facendo i tamponi, vediamo anche molti positivi che prima erano negativi, adesso. Speriamo che la situazione si stabilizzi. I soggetti negativi in futuro, dopo ulteriori controlli, potranno uscire liberamente dalla caserma. Allora, se noi facciamo ogni 7 giorni i tamponi e restano negativi, si fa un prelievo del sangue e se ovviamente hanno gli anticorpi come noi prevediamo, sono immunizzati perché non ci sono più problemi. Possono anche tranquillamente uscire perché sono immunizzati. Il direttore Benazzi ha voluto, prima di procedere con il test insieme allo staff del reparto di microbiologia, effettuare una visita all'interno della struttura per accertarsi che le misure di sicurezza siano rispettate da tutti i richiedenti asilo. Il problema è far capire agli ospiti che devono continuare a mantenere le distanze. È chiaro che vedendo così non vengono molto rispettati ovviamente le prescrizioni che noi facciamo, quelle del distanziamento o di evitare di ovviamente trovarsi uno con l'altro. Non è che non ci sia divisione, che spesso possono passare, sono giovani, passano da una parte all'altra. La processazione dei test sarà avviata immediatamente. Il personale della microbiologia lavorerà tutta la notte per completare la refertazione entro le 48 ore. E di screening periodici all'ex caserma Serena di Dossona ha parlato oggi anche il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, questa mattina a Castelfranco. Nuovi tamponi all'ex caserma Serena di Dosson. Il presidente del Veneto Luca Zaia annuncia uno screening periodico nella struttura che ospita oltre 300 richiedenti asilo e un approfondimento sul ceppo di virus che si è diffuso così rapidamente nel centro di accoglienza. Peraltro l'ho chiesto io anche perché è giusto che questo screening venga accompagnato e lo si farà settimanalmente in maniera tale che avremo anche dei dati di natura epidemiologica importanti. Ricordo anche che i tamponi della Serena ho chiesto che vengano anche mandati allo zooprofilatico per sequenziare il virus e anche per capire se siamo di fronte a un ceppo, una mutazione diversa oppure no. Screening necessario che la Regione si aspettava venisse eseguito anche a Jesolo, nel centro gestito dalla Croce Rossa, ma così dice non è stato. E anche per questo ai direttori generali delle ULSS è arrivato l'input, dice, di passare a tappeto tutti i territori. Zaia, che è tornato a parlare di autonomia dopo l'incontro con il Capo dello Stato per il 50° dalla nascita delle regioni. Il Presidente della Repubblica ieri è stato chiaro, l'autonomia dà effervescenza e dà vivacità, mi sembra abbia utilizzato questo termine, ai territori, quella vivacità che oggi serve, perché l'autonomia
non è, come dicono a Roma, una sottrazione di potere, ma invece, come diciamo noi, è un'assunzione di responsabilità. Lo abbiamo dimostrato col coronavirus. Annuncia l'apertura della porzione trevigiana della Pedemontana per dicembre il presidente del Veneto, anche senza che siano completati gli svincoli per A27 e A4. Ma comunque è un'infrastruttura che collega 36 comuni e ha 14 caselli, per cui a prescindere dal collegamento che è necessario A27 e A4, ma nel frattempo diventa una grande tangenziale di tutti questi centri abitati che oggi conoscono solo la Postumia. Infine un accenno molto severo al caso del turista che, sedendosi per un selfie, ha danneggiato la Paolina Borghese di Antonio Canova alla Gipsoteca. Qui c'è stato un atto di maleducazione, di imprudenza e di inciviltà pauroso. Dico che la punizione deve essere esemplare, non bastano le scuse, questo è poco ma sicuro. Preoccupazione a Roncade dopo che un profugo ospitato in un appartamento in centro è risultato positivo, altri 14 migranti sono in isolamento. Pare che il migrante di nazionalità bengalese avesse avuto dei contatti con quelli ospitati all'ex caserma Serena. Un profugo positivo al Covid è ricoverato all'ospedale di Vittorio Veneto, altri 14 in isolamento fiduciario domiciliare in attesa dell'esito del tampone. Preoccupazione a Roncade. La notizia del contagio è stata diffusa stamane sui social dal sindaco Pieranna Zottarelli, in costante contatto con l'ULSS per seguire l'evolversi della situazione. I migranti sono ospitati in 2 alloggi in centro a Roncade, gestiti dalla cooperativa di accoglienza Auri. Questi sono cosiddetti rifugiati reali, non migranti economici, e sono nel territorio da diverso tempo, da anni. Sono quindi inseriti in ambiente abitativo e la buona parte di loro sta già lavorando, anche la persona appunto che è stata individuata come positivo è persona che lavorava. La situazione è sotto controllo, rassicurano le autorità, ma il sindaco non cela la rabbia. Sono un po' arrabbiata perché con tutti i sacrifici che abbiamo fatto in questo periodo, un lockdown molto stretto, molto seguito dalla nostra comunità, residenti e quindi italiani e non italiani, che vi siano situazioni di positività certamente fa allarmare e fa preoccupare e fa anche arrabbiare, perché non possiamo permetterci assolutamente un lockdown. Non è che si debba colpevolizzare chi risulta ovviamente positivo al Covid, ma mi arrabbio con tutti quelli che non rispettano le regole, le misure precauzionali, perché conoscendolo ormai come virus, per quanto depotenziato, per quanto possa essere meno virulento, è sempre in condizione di nuocere e noi non possiamo permetterci nuovamente delle chiusure. E anche Vedelago è ritornato tra i territori attenzionati con 10 positività in un'azienda e il caso di un'operatrice della casa di riposo contagiata dal Covid. Proprio da qui parte per fare il punto della situazione il sindaco Cristina Andretta. Stanno facendo i tamponi, sono già partiti oggi, termineranno le operazioni domani e mi sento abbastanza tranquilla, nel senso che so come lavorano all'interno della nostra casa di riposo, quindi al Civitas Vite di Vedelago, e credo che l'operatrice non abbia mai tolto la mascherina e quindi probabilmente l'allarme magari si risolve così. Questo è il nostro augurio, che finisca presto questa emergenza e che tutto torni alla normalità. L'azienda invece, ecco lì c'erano 10 in quarantena. Sì, in azienda ho sentito anche stamattina l'imprenditore, c'erano 10 casi, anche loro l'hanno gestita benissimo, la conosco da un'azienda storica di Vedelago molto importante e sono riuscita a gestire l'emergenza in maniera proprio immediata, proprio per la relazione che c'è tra gli operatori e gli imprenditori. Anche lì l'emergenza è già terminata, nel senso che chi doveva essere in quarantena e i positivi sono già isolati. L'azienda è già stata sanificata, quindi piano piano anche lì le operazioni riparteranno. Ed ora torniamo sull'ondata di maltempo che ieri ha investito anche la Pedemontana trevigiana. Il giorno dopo Cornuda e Pederoba fanno la conta dei danni e mai come in questo momento il territorio invoca quel bacino di laminazione che non è mai stato realizzato.
Il giorno dopo, la bomba d'acqua che ha colpito la parte più occidentale della Marca, allagando scantinati, piani terra di case, negozi e trasformando strade in torrenti, è tempo di sopralluoghi, ma soprattutto di bilanci. Tempo di capire che cosa non ha funzionato nel sistema di prevenzione sul territorio. Se la violenza del maltempo si è scatenata da Monfumo a Cavaso, da Pederoba a Cornuda fino a Masere e Vittorio Veneto praticamente in egual misura e con la stessa forza, l'impatto però sul territorio è stato diverso. Abbiamo evitato che ci fossero allagamenti importanti come è venuto in passato, e questo è merito anche dei investimenti che sono stati fatti nel tempo. Ho fatto un conto: negli ultimi 4 anni sono stati spesi 1 milione di euro tra fondi diretti dell'amministrazione o del consorzio di bonifica, è stato ripristinato un bacino di laminazione nell'area Cenacchi e fatti tutta una serie di lavori che sono ancora in corso lungo il torrente Rubianco. La vasca di laminazione che ha evitato che l'acqua si riversasse ancora di più e investisse case e attività, che fa cadere l'attenzione ora come non mai sulla Sorella, bloccata da anni per evitare le piene del Curogna e del Nasson. Per quel che riguarda Curogna e Nasson, sono anni che se ne parla, sono anni che siamo fermi in Regione Veneto per la realizzazione di vasche di laminazione suggerite dal Genio Civile stesso. A Pederoba è stata proprio l'acqua del Monfenera ieri ad allagare il centro, proprio come era avvenuto il 14 giugno scorso, giorno in cui la piena del Curogna ha ingrossato un corso d'acqua a questi collegato, allagando l'azienda agricola San Marino. Ieri è accaduta esattamente la stessa cosa. Ancora una volta 50 pulcini d'oca sono morti, trascinati dall'acqua. E siamo qui a parlare sempre dello stesso problema. Per quel che riguarda il Monfenera, ci siamo confrontati con il Consorzio Piave, servizi forestali dello Stato, e l'unica cosa che dobbiamo fare è tirare fuori l'acqua dalle tubazioni sotterranee attraverso la realizzazione di torrenti artificiali. È chiaro che c'è ancora molto da fare, penso a tutta la partita sulla zona tra Cornuda e Pederoba che riguarda le località di Villaraspa e Levada, dove comunque stiamo già ragionando con il consorzio di bonifica per fare un ulteriore bacino di laminazione. Ed ora il dramma di Dosson, oggi l'ultimo saluto al piccolo Tommaso Tiveron, morto dopo essere stato travolto dal cancello di casa. Ciao Tommy. Amore mio. Un abbraccio, il dolore di mamma e papà, dei nonni e di tutti i familiari e gli amici che oggi guardano quella piccola bara bianca coperta dai fiori. Tommaso è volato in cielo, un angelo che ha illuminato il mondo con il suo sorriso. Oggi c'è solo dolore ed una domanda: perché? L'omelia del parroco che accenna a quella disgrazia che ha strappato il piccolo Tommy all'amore dei suoi genitori e le parole del papà affidate ad un familiare. Mi ha insegnato dove sta la vita vera, sta nelle relazioni, sta nell'amore. Tommy, sarò a fianco alla tua mamma e al tuo fratellino per sempre. E tutti i giorni dirò quello che ci ha insegnato. Ti amo Valentina, ti amo Riccardo, ti amo Tommaso. Grazie. Non ti deluderò. Il tuo papà, Gianni. La mamma vestita di bianco, bianco come i fiori e la bara di Tommy, in mano un piccolo orsetto che ha tenuto accanto a sé per tutta la funzione. Santo il Signore, Dio dell'universo santo. Le parole delle maestre di Tommy. Ci sembrerà strano non vederti correre nel giardino della scuola, ma noi continueremo a ricordare sempre il tuo sorriso e tu, Tommaso, continua a parlarci nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Ricordati che non sarai mai solo. Il saluto di una mamma, il cui figlio aveva giocato solo poco tempo prima con Tommaso. Se c'è qualcosa che ho imparato da tutto questo, cercando di scorgere una luce di insegnamento in questo vuoto che hai lasciato in tutti quanti noi, è che dobbiamo tutti ricordarci di godere di ogni momento con coloro che amiamo, di ogni istante che abbiamo a disposizione. Nulla è certo in questa vita. La procura continua le indagini, ma oggi è il giorno dove le parole non contano, rimane quel dolore atroce e l'appello del parroco a quanti sono venuti a salutare Tommaso. Ora bisogna ancor più stare vicino alla famiglia e nelle parole di questa mamma, l'ultimo saluto al piccolo Angelo. Io ogni tanto mi guarderò attorno, sono sicura che ti troverò in tutte le cose belle del mondo.
Ha litigato con la sorella più grande ed è caduta dal balcone, accaduto a Vittorio Veneto. La ragazzina, una 13enne, dai primi accertamenti dei carabinieri sembra abbia avuto un'accesa discussione con la sorella maggiore. La 13enne si sarebbe quindi rinchiusa in bagno ed avrebbe tentato di uscire dalla finestra al primo piano cadendo da un'altezza di 3 metri. In quel momento a casa non c'erano i genitori che si trovavano al lavoro. La 13enne non sarebbe in pericolo di vita, è stata trasportata all'ospedale Cafoncello di Treviso. Ed ora alle elezioni comunali a Castelfranco, la presentazione della candidatura a sindaco dell'uscente Stefano Marcon con il presidente del Veneto Zaia, i segretari dei partiti che lo appoggiano e molti colleghi. Vediamo. Sono carico, nel senso che vedo entusiasmo al di là delle critiche che ogni tanto si leggono, ma ci sembrano da pungolo. Ha ritrovato l'entusiasmo per affrontare una nuova sfida elettorale Stefano Marcon, primo cittadino uscente di Castelfranco, principale centro della Marca al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale il 20 e 21 settembre. Fino a pochi mesi fa escludeva l'ipotesi di un secondo mandato. Ora, con la benedizione dei vertici della Lega e di Forza Italia, oltre che di molti colleghi sindaci, dà il via a una campagna battente. Ci presentiamo ai cittadini con un qualcosa di fatto, di concreto, che si tocca con mano, e questo testimonia che siamo in grado di farle le cose, e non è semplice talvolta, e con una esperienza, una visione, una progettualità che faranno sì che Castelfranco Veneto abbia quella centralità che sostanzialmente già ha, ma si possa ampliare. Sviluppo dell'ospedale, sicurezza, welfare, i settori principali in cui la sua compagine mira a impegnarsi per altri 5 anni. In una squadra che avrà delle basi consolidate, basi di esperienza consolidate, e gioventù che porterà quell'innovazione e quella energia che serve e che caratterizza i giovani. Lega, Forza Italia e lista Marcon sindaco quindi, ma per i bene informati il centrodestra correrà unito. Quasi fatto l'accordo con Fratelli d'Italia, che potrebbe così ritirare il proprio candidato. Come Fratelli d'Italia stiamo ovviamente facendo tutte le valutazioni del caso, ovviamente l'obiettivo è quello di un centrodestra unito, per cui, come dire, speriamo di riuscire a risolvere tutte le problematiche, le perplessità ed andare uniti. Campagna elettorale nei comuni non sempre facile, conferma il commissario della Lega Boff. E ogni campagna elettorale ha i suoi lati positivi, ha i suoi problemi, le stiamo affrontando, abbiamo delle situazioni logicamente dove partiamo favoriti, delle situazioni dove partiamo meno favoriti, ma contiamo sul fare la nostra corsa e, come ripeto, l'importante è ragionare sul progetto, sugli ideali, dopodiché tutto viene di conseguenza. E per rinnovare il sindaco della città murata, da segnalare anche il ritorno di Maria Gomierato, già primo cittadino della città del Giorgione dal 2000 al 2010. Ma chi glielo fa fare di tornare a fare il sindaco? Sì, lo so, diciamo che è una scelta più di cuore che di cervello, però è una scelta fatta per la passione che anima chi ha curato, ha seguito la sua città, ne conosce la forza, ne conosce le potenzialità e la vede in qualche modo sfiorire. Ecco. Torna in campo esattamente 20 anni dopo aver indossato per la prima volta la fascia da sindaco. Maria Gomierato, primo cittadino dal 2000 al 2010, ha deciso di candidarsi dopo la ristrutturazione dell'ospedale San Giacomo con il passaggio all'Istituto Oncologico Veneto. Nel 2000 era uno scheletro di cemento con una gru abbandonata in cima. L'abbiamo lasciato nel 2010 un gioiello ricco di nuovi servizi, di grandi potenzialità, un orgoglio per noi. E in questi anni abbiamo visto un pezzo alla volta perdere tutti quelli che erano i servizi del territorio, e il valore dei servizi sul territorio è troppo grande per lasciarli andare così. Una critica che, aggiunge l'ex sindaco, diventa più pressante con il coronavirus, dove la maggior ramificazione della sanità sul territorio significa limitare al massimo contagi e soprattutto decessi. Ma sono diversi gli ambiti che Maria Gomierato vuole cambiare, tutti raggruppati in una sola frase. Aver visto una città come Castelfranco, piena di forza e di energia nel 2010, 12esimi in Italia per qualità della vita, eravamo in vetta alla classifica, è stato
quello è stato un momento bellissimo e vederla oggi così non si può. Candidato non di un partito ma di una civica che guarda, ma a quanto pare non ricambiata, al centro-sinistra. Una scelta già fatta in passato, sia quando ha vinto contro la Lega che successivamente proprio contro il centro-sinistra. La sua filosofia in termini politici è sempre la stessa, semplice e chiara. Una proposta civica perché a livello locale gli amministratori non devono guardare tanto ai partiti, devono guardare alla città, ai suoi problemi, alle sue potenzialità, alle opportunità che le si offrono, e un amministratore, se è distratto da situazioni di partito, di carriera, di do ut des, perde di vista quelli che sono i bisogni dei cittadini. L'economia ora ha ceduto il 18% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La produzione industriale tra Treviso e Padova nel secondo trimestre del 2020, secondo i dati diffusi da Assindustria Veneto Centro, che ha esaminato le ricadute dell'emergenza Covid. La presidente Maria Cristina Piovesana fa sapere che tra aprile e giugno si è verificato l'impatto più acuto, soprattutto sul fatturato in Italia, meno 23,1%, e gli ordini, meno 19%. Meno colpito l'export, meno 14,6%. La previsione sui ricavi a fine anno è quella di una riduzione del 60,9% delle imprese, una riduzione per il 60,9% delle imprese manifatturiere. Tiene l'occupazione per effetto della cassa integrazione, ma ci sono forti timori. Piovesana e Finco: non si vive di sussidi, dicono i due presidenti, non si vive appunto di sussidi, servono riforme e più investimenti nel piano per l'Italia. Le regioni chiedono contribuiscano alla definizione del Recovery Fund. Ed ora linea alla regia, noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con il TG di Treviso, un bike tour del Veneto in bici per raccogliere fondi per i bimbi ricoverati nelle pediatrie di Treviso e Conegliano. Gli anni scorsi era stata la Run for Children a portare la solidarietà dei trevigiani al progetto della Lilt Giocare in Corsia e alle attività dei volontari per rendere meno pesante la vita dei bambini ricoverati negli ospedali di Treviso e Conegliano. Quest'anno il Covid ha fermato la manifestazione, ma non la voglia di continuare ad impegnarsi. Ecco quindi l'idea di Gianluca Sacilotto di partire per un tour del Veneto in bicicletta. È un viaggio che durerà una decina di giorni, sono un totale più o meno 1000-1100 chilometri, alla scoperta del nostro meraviglioso Veneto, per una sorta di orgoglio veneto cresciuto in questi mesi, già presente ovviamente ma cresciuto in questi mesi, per conoscere il Veneto, far conoscere magari zone che abbiamo anche dietro l'angolo e magari poco conosciute, e appunto per raccogliere fondi appunto per giocare in corsia. Partenza da Treviso e poi via al tour per conoscere le bellezze del Veneto. Partenza da Treviso, domenica mattina, domenica 9 agosto alle 9 di mattina da Piazza dei Signori. Per chi volesse venire sarei felice di essere accompagnato alla partenza. Saranno 9 o 10 tappe indicativamente e più o meno 100-110 km al giorno, e potete seguire l'evento sui social principali. I fondi raccolti verranno interamente devoluti al progetto della Lilt Giocare in Corsia, che da 26 anni porta un sorriso ai piccoli pazienti delle pediatrie del Cafoncello e del Santa Maria dei Battuti. Spazio ora alle notizie da Belluno e provincia. Prevenire l'illegalità e tutelare gli imprenditori che vogliono investire in maniera onesta nel territorio bellunese, siglata questa mattina in prefettura a Treviso, un'intesa tra i sindaci dei comuni a maggiore vocazione turistica, Confcommercio e Federalberghi.
La prevenzione viene prima di ogni cosa e quando si parla di economia, quando si parla di sviluppo, quando si parla di attrattività, io penso che bisogna comunque anteporre prima di tutto il principio assoluto della legalità. La prevenzione come antidoto alle infiltrazioni della criminalità in un settore quale quello turistico recettivo bellunese, la cui integrità va preservata per uno sviluppo sano e legale. Il senso dell'intesa sperimentale sottoscritta stamani in prefettura è questo e l'accordo potenzia il sistema di cautele previste dalla legge che mette in campo un gruppo interforze che eseguirà gli accertamenti per il rilascio della documentazione liberatoria antimafia. È un obiettivo secondo me anche degli imprenditori, perché garantire loro la sicurezza di operare in tranquillità significa dar loro la possibilità di sviluppare l'economia e quindi di rendersi protagonisti poi anche di un sistema favorevole per tutto il territorio. Seduti al tavolo riunito a Palazzo dei Rettori i sindaci dei comuni a maggiore vocazione turistica. Per le amministrazioni si tratta di un'estensione della procedura antimafia anche per quanto riguarda le SCIA, cioè le segnalazioni di certificazione di inizio attività. È un accordo direi molto importante, positivo, che noi accogliamo a braccia aperte. Il nostro territorio è un territorio sano, quindi benissimo qualsiasi tipo di attività di precauzione venga presa. Si sa che è un momento storicamente importante per la nostra località e complessivamente per l'Alto Bellunese, quindi bisogna alzare l'attenzione perché mantenga questa salubrità che ci contraddistingue. All'intesa hanno aderito anche Confcommercio e Federalberghi che si sono impegnati a diffonderne i contenuti ai propri associati. Abbiamo bisogno di un antidoto e noi siamo un osservatorio capillare nel territorio, ha detto il presidente di Confcommercio Paolo Doglioni. L'intesa sottoscritta oggi è aperta a tutti i comuni che vi vorranno aderire. È una tutela necessaria perché si stanno muovendo tante cose in questo periodo, dalle Olimpiadi, le grandi manifestazioni sportive, ma anche tutta la ricostruzione post-Covid e post-Vaia e quindi è assolutamente necessario mantenere molto alta l'attenzione. Non ha comunicato all'autorità sanitaria il suo arrivo a Belluno da uno stato extra Schengen e per questo oltre alla quarantena dovrà pagare una sanzione di 400 euro. Protagonista un cittadino ucraino giunto a Belluno in visita alla madre, trovato fuori dalla propria abitazione durante un controllo delle volanti. Gli accertamenti anti-Covid stanno proseguendo senza sosta a Belluno ed hanno riguardato anche esercizi pubblici. In un bar del centro è stata sanzionata una barista trovata a svolgere le proprie mansioni senza i dispositivi di protezione. Il titolare del locale rischia la chiusura della propria attività per 5 giorni. Ed ora parliamo di Feltre, sempre più città a vocazione turistica. Feltre si prepara a compiere il grande passo, quello che metterà a frutto la serie di importanti interventi strutturali volti ad affiancare alla naturale vocazione cittadina di piccolo polo di servizi, quella di centro di riferimento sul piano del turismo sostenibile. Punto di forza della strategia turistica il connubio fra le valenze storiche, artistiche e culturali da un lato e quelle naturalistiche e ambientali dall'altro. Si tratta intanto di valorizzare questo aspetto e quindi di lanciare la vocazione turistica di Feltre come città d'arte fra le più importanti del Veneto. In municipio stamattina è stato presentato un programma corposo sia per obiettivi che per investimenti economici che punta perciò a contribuire alla fase di netta espansione turistica della città. Sul piatto ci sono 625.000 euro, 500 dei quali derivanti dal fondo dei comuni di confine e il resto cofinanziati dal comune di Feltre. Valorizzazione e promozione della città a partire dalla rinascita della piccola Fenice, la promozione del turismo culturale tra Venezia e le Dolomiti, il sostegno a eventi e manifestazioni e il Natale 2020 fra luce, trasparenza e materia. Luci, trasparenza e materia saranno proprio acquistati o affittati, comunque soprattutto acquistati dei beni durevoli che saranno anche di dotazione quindi dell'amministrazione per eventi futuri. Il risultato che ci attendiamo non è soltanto un risultato sul campo del turismo, ma anche sulle inevitabili e auspicate ricadute sul settore commerciale della città. È tutto, grazie per essere stati con noi. Arrivederci, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo.
Benvenuti al meteo, vediamo insieme le previsioni per giovedì 6 agosto. Sul Veneto cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio un po' di variabilità e agli spazi di sereno si alternerà qualche maggiore addensamento nuvoloso, precipitazioni assenti. Temperature minime tra i 14 e i 21 gradi, massime tra i 28 e i 30 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti. Sulle pianure settentrionali nuvolosità in aumento. Minime tra i 18 e i 21 gradi, massime tra i 29 e i 30 gradi. Sul Trentino Alto Adige cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Sulle Dolomiti cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nubi in progressivo aumento. Temperature minime intorno ai 15 gradi, massime tra i 30 e i 31 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci.